Ed eccoci qua nella parte esterna del Desco. Desco è un nome che è un programma praticamente, che è la tavola. La tavola della famiglia, la tavola degli amici apparecchiata per una condivisione non solo di culinaria ma a 360 gradi. Questo è il Desco adesso al momento c'è il tavolo che sorregge praticamente la nostra macchina da presa, è il vostro Deor. Sì, abbiamo alcuni tavoli esterni che utilizziamo nella bella stagione per servire l'aperitivo, per fumare. È su una strada, quindi seppure poco trafficata, però solitamente non serviamo il pranzo o la cena fuori perché non è sufficientemente elegante per per i nostri standard. Però è comunque piacevole averlo e vedere che stiamo molto bene qua adesso io e lei. Ecco, allora io vi presento Matteo Matteo Rizzo, quindi la famiglia è quella dei Rizzo e quindi possiamo parlare di cambio generazionale, può essere un esempio di uno chef. Un cambio generazionale però dolce, nel senso che comunque io e mio papà collaboriamo ancora e lavoriamo fianco a fianco. È anche ovvio che il tempo sta facendo il suo lavoro e quindi io sto diventando un po' più protagonista e mio papà è un po' mio angelo custode, ecco. Mentre una volta era il contrario, adesso un po' si stanno invertendo i ruoli. In questo momento preciso, dopo il Vinitaly del 2018 e poi cosa c'è stato? Insomma, ci sono state altre cose, arriva così la prova del 9, il nostro chef, la famiglia Rizzo, famiglia Rizzo rappresenta, è Profeti in Patria, perché Fish and Chef è una manifestazione che si svolge sul lago di Garda dove arrivano chef dall'estero come dall'Italia, pluristellati, eccetera, eccetera, pluridecorati e quindi in realtà sono considerato del lago, ovviamente anche se vicino, ma diciamo che il team del lago mi considera comunque un ospite. Sono un amico di tanti degli chef che hanno partecipato nelle altre edizioni e di quelli che organizzano e sono parte pulsante del progetto e quindi questo fa grande piacere, insomma, poter rivedere loro e anche essere una vetrina importante come questo evento. Siamo proprio alla vigilia di Fish and Chef, cosa preparato? Sì, domani saremo a Riva del Garda all'Hotel Lido Palace, faremo un menù che sarà articolato in due antipasti, un primo, un secondo e un dolce. L'idea è di valorizzare ovviamente i prodotti del lago di Garda, quindi cucineremo una trota, un salmerino, faremo un piatto di pasta particolare che si gioca su note dolci acide condite con una bottarga di trota e sempre uova di trota. Il dolce sarà a base di olio di oliva del Garda, quindi daremo una connotazione molto territoriale e cercheremo di interpretare al meglio gli ingredienti che ci fornisce il lago, ecco. Certo, infatti l'iniziativa è molto interessante, proprio va a esaltare il pesce di lago che tendenzialmente immagino anche qui a Verona, dove ci troviamo a pochi passi dalla casa di Giulietto Romeo, insomma vada più il pesce d'acqua salata. 300 metri. L'acqua salata, chiaramente il pesce d'acqua salata vada per la maggiore. Noi a Verona abbiamo una tradizione di carne e pesce perché viene da... Andiamo via. Vuoi andare in televisione? Eccoci qua. L'erede. Questa è la terza generazione. Rizzo. Come ti chiami? Dice Rizzo, esatto. E ecco, la tradizione veronese comunque fonde sia prodotti della montagna, abbiamo la Lessinia, abbiamo tutta una parte molto legata alla terra e poi il mare, Venezia, quindi comunque tutti gli scambi commerciali sono sempre stati fatti con il baratto di pesce e carne, quindi troviamo molto pesce di mare, il baccalà specialmente e altri pesci che utilizziamo. Qual è il piatto che comunque vi unisce ulteriormente lei e il papà? Allora, mio padre è molto legato alla cucina francese come concetto, più che altro perché quando ha iniziato lui da un po' da autodidatta, lui veniva da una famiglia di osti, aveva una vineria molto importante qui a Verona
aveva La bottega del vino, per bottega del caso, vino, ecco, bottega la del mitica bottega del vino, quindi nasce lì, aveva voglia comunque di fare un ristorante, la bottega del vino all'epoca non lo era, quindi aveva cominciato ad approcciarsi viaggiando, andando ovviamente in Francia dove c'erano i grandi maestri, dove comunque cominciava già un movimento molto forte, quindi è legato a quel tipo di cucina perché era la prima che aveva cominciato a sperimentare un po', a copiare, a fare sua e a cominciare a lavorare su quel concetto. Poi ha avuto l'opportunità di essere un po' l'allievo anche di Gualtiero Marchesi e quindi di prendere un po' questa impostazione, e quindi lui è molto sul lato classico e su questa idea di la cucina. nouvelle cuisine. Sì, no, una volta si chiamava così, adesso ovviamente è molto evoluta e non esiste più un cliché di cucina, però va bene. Sì, È un periodo storico. Se vogliamo parlare di quel periodo, gli anni sicuramente. 80-90. Ecco. Quindi io ho un approccio molto simile al suo da quel punto di vista, quindi comunque la classicità che non deve mai mancare. E dall'altra parte ovviamente si è cercato di avere un approccio un po' più internazionale, io vengo da esperienze anche all'estero di lavoro e un pochino alleggerendo delle ricette classiche, quindi sostituendo magari molti grassi con ingredienti magari più leggeri, più salutari, cercando di avere comunque un menù abbastanza vasto, che sia molto saporito, gustoso, leggero, che si focalizzi su pochi ingredienti e quindi l'ingrediente diventa fondamentale. Sta a noi esaltarlo, ecco, cercando di creare dei piatti che possano essere complessi nel loro gusto, ma senza essere troppo complicati, cioè complessi come percezione gustativa, ma poi non complicati né da fare né da capire né da decifrare, ecco. Quindi come figlio d'arte, diciamo, come bravo figlio d'arte, chiaramente un giro all'estero nei ristoranti. Sì, oltre a viaggiare, tutte le volte che organizzo un viaggio lo organizzo più per andare a mangiare nei ristoranti, Ancora oggi. per andare a vedere musei. Ma poi magari sono anche musei di fianco, sono quindi anche, non è detto, nel senso, quindi non è che si perde il controllo. Ecco. Poi da quando avevo 20 anni ho fatto un po' di anni comunque lavorando anche all'estero, ho lavorato per bravi cuochi famosi, qualcuno famoso, possiamo dire nomi. Sì, ho lavorato per Giorgio Locatelli a Londra, ho lavorato a Roma con Giuseppe Daddio, Mimmo Di Raffaele quando ero proprio un ragazzino e sono rimasto molto italiani legato all'estero quindi? Sì, Giorgio Locatelli all'estero, a Roma invece erano Giuseppe Daddio e Mimmo Di Raffaele, loro sono casertani di origine. Poi ho avuto la possibilità di lavorare con Piero Selvaggi in America, quindi a Los Angeles e a Las Vegas e anche in altri locali meno noti. Ho viaggiato tanto anche in Spagna, avevo degli amici stretti che sono dei forti imprenditori in Spagna, quindi ho avuto l'opportunità di vedere anche come funzionava il lavoro del ristoratore a 360 gradi, quello che mi ha sempre molto interessato, più che solo la cucina. La mia idea è quella di fare il ristoratore, quindi mi ha sempre molto interessata anche la parte gestionale, manageriale, ecco, chiamiamola così. Quindi chef e anche ristoratore, anche perché qui siamo angolo con Via della Stella. Sì, Via Stella. Sì. Che porta chiaramente al ristorante appunto stellato. L'ho capita adesso questa. No, c'è anche l'omonimia di un famoso ristorante che è in via Stella. Va bene. C'è anche quello. C'è anche quello. Però il ristoratore perché chiaramente lo chef patron chiaramente ha altri pensieri, altri impegni, quindi ha una cultura diversa rispetto. Sì, un po' diverso, ma è il bello che ognuno deve essere se stesso, poi provi un po' a esprimere quello che è. Io ho imparato tanto da mio padre, che è mio maestro, che quindi mi ha introdotto alla cucina come passione primaria, ma poi è poi un lavoro. In realtà non è solo una passione, ecco. Visto che cogliamo l'occasione anche un po' per raccontare la storia di Verona, perché effettivamente la Bottega del Vino è stato un ristorante simbolo. È tuttora un luogo molto amato e conosciutissimo a Verona. Ecco, c'era anche una collaborazione fra i due grandi chef veronesi in passato, non so se questa cosa sono Rizzo e Perbellini. Sono tuttora amici, sono stati grandi amici e anche poi partner in molti progetti a Verona. Quindi tuttora esistono molti ristoranti che sono stati creati da loro.
Poi essendo entrambi dei manager e comunque dei bravi imprenditori sono evoluti, quindi aperto, venduto, girato, coinvolti i ragazzi che lavoravano dentro, quindi molto dinamica come situazione. Bene, 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 io ringrazio quindi Matteo Rizzo per Grazie a voi. questo cambio generazionale, possiamo Grazie dire a voi. che è avvenuto, anche se il padre chiaramente torna sempre chiaramente, Sì, c'è sempre, a c'è fare, sempre. a fare Non si visite, fa- non si fa sta in vedere, sala, ma sta in c'è. sala, cosa Sta fa? in sala, sta in cucina, Ecco. è il maestro, è il numero uno. Bene, complimenti quindi a Matteo Rizzo Grazie a e voi. a Rizzo Junior, Rizzo che Junior. diventerà una cuoca. Vuoi fare la cuoca? No, cosa vuoi fare? La chef? Pasticcera. Vuoi fare le torte? Una torta fatta da nonna di Gino. Ok, ciao.